Buongiorno a tutte e a tutti. Scusate un attimo il ritardo, ma abbiamo avuto qualche problema tecnico. Mi presento, sono Manuela Boeti di Veneto Welfare e vi do il benvenuto a questo ciclo di webinar dedicato al tema welfare aziendale e pubblica amministrazione, ideato da Veneto Welfare in collaborazione con Tre Cuori Società Benefit e patrocinato da ANCI Veneto. Innanzitutto una piccola presentazione di chi è Veneto Welfare. Forse alcuni di voi ci conosceranno, hanno sentito parlare di noi. Veneto Welfare, al momento unità operativa di Veneto Lavoro, ente strumentale della Regione del Veneto, nasce da legge regionale 15 del 2017, interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale, proprio con il ruolo di promuovere la costruzione di un vero e proprio modello di welfare integrato regionale, con esplicito riferimento sia alle forme pensionistiche e sanitarie complementari che a progetti di welfare territoriale e aziendale. Infatti è proprio nell'ambito delle nostre variegate attività che abbiamo conosciuto Tre Cuori Società Benefit, che ci ha dato proprio l'input per questo ciclo di webinar. Stiamo assistendo infatti negli ultimi anni a come il welfare aziendale sia diventato un elemento sempre più strategico, non solo per le aziende private, ma anche all'interno della pubblica amministrazione. Come molti di voi sapranno, perché sono addetti ai lavori, oggi gli enti pubblici si trovano ad affrontare sfide nuove, come attrarre competenze, valorizzare le persone, il personale che ci lavora, migliorare il benessere organizzativo e in generale favorire la conciliazione vita-lavoro e rispondere a tutti quei bisogni sempre più articolati della nostra società. Infatti parlare di welfare nella pubblica amministrazione significa quindi parlare di qualità del lavoro pubblico, di capacità di innovarsi, di innovazione e quindi anche di qualità dei servizi offerti ai cittadini. Una pubblica amministrazione che si prende cura del proprio capitale umano è infatti una pubblica amministrazione non solo più attrattiva, ma anche più efficace e più vicina in un certo senso alla comunità che rappresenta. Questo ciclo di incontri nasce proprio con l'obiettivo di approfondire la parte normativa, gli strumenti e anche esperienze concrete, creando proprio uno spazio di confronto tra enti, territorio e attori del welfare. Fatta questa piccola e breve introduzione, prima di passare la parola ad Alberto Fratticelli di Tre Cuori Società Benefit, vi do una piccola informazione di servizio. Allora, potete fare le domande nella chat della piattaforma e voi ovviamente non vi potete né accendere telecamera né microfono. Le domande verranno lette man mano che le fate o alla fine dell'intervento e inoltre il webinar sarà registrato. Così è caricato sul sito di Veneto Welfare, così potete anche rivederlo in un secondo momento o insomma inoltrarlo a chi ha piacere e ha voglia di sentirlo. Ecco, adesso lascio la parola ad Alberto Fratticelli. Grazie e buon webinar. Buongiorno a tutti, grazie a Veneto Welfare per questo invito, grazie a Manuela Boeti per questa presentazione. Anch'io mi presento e presento la nostra società. Io sono Alberto Fraticelli, sono uno dei fondatori e sono direttore generale di Tre Cuori SPA Società Benefit. Tre Cuori è una società che si occupa di vari servizi per le imprese, sia pubbliche che private, e la nostra missione è quella di difendere, sostenere e sviluppare la prosperità dei territori. Parto da questa missione perché è fortemente collegata con il tema di oggi, perché, e questa è una cosa che mi preme molto in qualche modo condividere con voi, e che ringrazio per aver aderito a questo webinar, di welfare aziendale si parla ormai da tanti anni, un po' per come si intende oggi il welfare aziendale con la legge di stabilità del 2016 che si è avviata questa nuova fase della gestione del lavoro in Italia. Però da quegli anni una delle grandi domande è stata: ma i dipendenti pubblici possono godere degli stessi benefici che la legge prevede per i dipendenti privati? Ed effettivamente la risposta che veniva data ai convegni era sì, dal punto di vista teorico lo possono fare, ma non c'erano le normative che in qualche modo consentissero agli enti pubblici di poter attivare e implementare i piani di welfare. La buona notizia è che recentemente, negli ultimi mesi, ci sono stati degli aggiornamenti normativi
che hanno fatto sì che anche gli enti pubblici, amministrazioni comunali e non solo, potessero attivare piani di welfare aziendale, con quindi un beneficio non solo per i lavoratori che così avevano una maggiore capacità di spesa, un sostegno al proprio reddito, ma anche un beneficio per l'amministrazione pubblica, per tutti quei motivi che sono già stati indicati, che come vedremo non si limitano alla sfera fiscale, ma rientrano anche proprio negli aspetti legati alla gestione del personale, quindi l'attrazione delle risorse e la fidelizzazione dei collaboratori. Tre Cuori offre un beneficio in più, che è quello di garantire la ricaduta economica nel territorio, facendo in modo che i benefit che possano essere spesi dai lavoratori inneschino una logica di economia circolare che diventa utile e virtuosa non solo per i lavoratori e i datori di lavoro, ma anche per i negozi, le attività artigianali, professionali di un territorio, innescando un circolo virtuoso che permetta alle risorse, alla ricchezza di rimanere e di essere generativa nel territorio. Questa è proprio la peculiarità specifica di Tre Cuori e vedremo quanto questo elemento possa essere importante nelle scelte che un'amministrazione pubblica può fare. Questa è una piccola introduzione, ma oggi il tema principale sarà quello relativo alle novità normative, quindi vedremo proprio da un punto di vista tecnico quali sono le norme che consentono all'ente pubblico di poter attivare un piano di welfare aziendale e poi vedremo quelli che sono gli strumenti, quindi quali sono le modalità operative per poter raggiungere questi obiettivi. E lo faremo con una testimonianza di un assessore di un comune che ha già attivato il proprio welfare aziendale e credo che sarà molto interessante per voi poter ascoltare dalla sua voce quelle che sono state le, in qualche modo, motivazioni che hanno spinto quell'amministrazione pubblica a fare questo tipo di scelte e magari a sottoporre a lui anche delle domande su quello che è stato poi il feedback da parte dei lavoratori e dei negozi del territorio. Fatta questa introduzione, ho il piacere di presentarvi la nostra collega responsabile diciamo per queste tematiche di supporto tecnico alle amministrazioni pubbliche, Giorgia Sinibaldi, che vi presenterà gli aspetti tecnico-normativi del webinar di oggi. Grazie, buona continuazione. Buongiorno a tutti, io sono Giorgia Sinibaldi e come anticipato da Alberto faccio parte dell'ufficio tecnico di Tre Cuori, dove assieme ai miei colleghi mi occupo di supportare le aziende titolari di un piano welfare dal punto di vista non solamente operativo ma anche e soprattutto dal punto di vista consulenziale. Oggi sarò lieta di accompagnarvi in quello che è un percorso che riguarda un tema di sempre più grande attualità per gli enti locali. Da dove partiremo? Partiremo da come il welfare sia passato dall'essere uno strumento interessante, ma relegato ad un ruolo puramente teorico, come aveva detto anche Alberto, a divenire una vera e propria opportunità concreta e diciamo supportata da solide basi normative. In questo mio percorso non posso che partire da quella che è una fotografia della situazione attuale degli enti locali, che voi sicuramente conoscerete meglio di me e soprattutto dall'interno, che però rappresenta un punto di partenza assolutamente necessario. In questa mia analisi mi sono basata sul rapporto sul personale dei comuni italiani di IFEL del 2026, che evidenzia come, e qui avete anche un utile grafico, nel periodo intercorrente tra il 2007 e il 2024 si sia verificato una importante contrazione dell'organico strutturale. Infatti siamo passati dal 2007, dove avevamo delle unità che si attestavano a poco meno di 480.000, ai dati del 2024 che rilevano un dato inferiore ai 350.000. Si tratta ovviamente di una trasformazione molto importante che sembra non essere destinata ad arrestarsi. Da questo punto di vista possiamo individuare tre macro criticità strutturali. E quali sono? Sono l'aumento dell'età media dei dipendenti, che infatti dai dati risulta attestarsi attorno ai 51 anni.
Questo dato risulta sempre più significativo se lo si proietta nel medio periodo. Infatti, cosa significa? Che nei prossimi 5-10 anni una quota rilevante di questo personale andrà in pensione e gli enti locali si troveranno a dover gestire una difficile transizione generazionale. Poi vi è una difficoltà nel trattenere le competenze, e questo è il secondo punto delle nostre criticità. E scusate che mi dispiace, ma sto avendo dei piccoli problemi tecnici, per Forse cui puoi usare la freccia della tastiera, forse, per andare avanti, vediamo se... ecco qua, Ok. provo. Ecco qua, scusate. Allora, facciamo un piccolo passo indietro. Allora, abbiamo il secondo punto è la difficoltà nel trattenere le competenze, che si manifesta come? In una elevata mobilità del personale in uscita. Cosa significa? Soprattutto nei piccoli comuni, osserviamo un gran numero di richieste di trasferimento, si parla di più di 80.000 persone, nei confronti degli enti centrali e ancor più nei confronti del settore privato. E poi arriviamo all'ultimo punto, è quello della difficoltà nell'attrarre nuove professionalità, che si manifesta soprattutto nella scarsa affluenza alle procedure selettive, soprattutto per quanto concerne i profili tecnici e specialistici. E questi 3 punti concretizzano quello che possiamo definire un importante divario nei confronti tra la situazione del personale degli enti locali e la situazione invece dei colleghi degli enti centrali e del settore privato, soprattutto dal punto di vista, non devo dirvelo io, della retribuzione. Infatti, in termini stipendiali, di percentuali, notiamo un differenziale che per le posizioni di junior si attesta attorno al 10%, per le posizioni di middle management supera addirittura il 20%, senza parlare poi per le posizioni di livello dirigenziale, dove il divario è ancora più marcato. Ed è proprio qui che si apre lo spazio di questo mio intervento. Infatti riteniamo assolutamente che una risposta a questa problematica possa trovarsi nella misura di welfare. Però, come tutti i percorsi, si deve per forza passare per un piccolo momento definitorio che serve a inquadrare la questione, e quindi dobbiamo chiederci che cosa sia il welfare aziendale. Per dare una prima definizione che può risultarvi utile, possiamo dire che si tratta dell'erogazione da parte del datore di lavoro di benefit, quindi beni e servizi con rilevanza sociale e assistenziale, che vengono erogati ai propri dipendenti e che per questa loro particolare natura beneficiano di un regime fiscale e contributivo di favore. E quindi identifichiamo subito il primo vantaggio del welfare, ovvero un vantaggio innegabile, che è quello di godere di un'esenzione dal punto di vista fiscale e contributivo. Dal punto di vista fiscale, il riferimento normativo è all'articolo 51,2 del TUIR, il testo unico sulle imposte dei redditi, che elenca beni e servizi che concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, che non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente ai fini del calcolo dell'imposta IRPEF. Quindi praticamente elenca tutta una serie di servizi che godono di un'esenzione dal punto di vista fiscale. In questo ambito una precisazione d'obbligo e riguarda il comma 3 di questo articolo, che si focalizza sulla fattispecie, forse è quella più famosa, dei fringe benefit, che sono comunemente noti come i buoni spesa, le auto aziendali, che in questo caso prevedono una soglia di esenzione che dalla legge di bilancio 2025, che tutti conoscerete, è stata innalzata per il triennio del 2025-2027 a delle soglie molto importanti e consistenti, che l'hanno resa una misura veramente interessante. Infatti, annualmente ogni lavoratore può fruire di una soglia di esenzione di 1.000 euro, che si innalza a 2.000 in caso di figli fiscalmente a carico. Un altro punto che completa, diciamo, il vantaggio dal punto di vista più immediato del welfare è quello della convenienza dal punto di vista contributivo. Infatti, e questo il riferimento è all'articolo 6 del decreto legislativo 314 del 1997, viene sancita in linea generale quello che potremmo definire l'armonizzazione tra imponibile fiscale e contributivo, che in parole povere significa semplicemente che ciò che non costituisce reddito da un punto di vista fiscale non è reddito neanche dal punto di vista contributivo.
e quindi questo riguarda le misure di welfare che sono esenti anche da trattenuta da un punto di vista contributivo. E qui si cristallizza in maniera chiara il duplice beneficio che riguarda, che diciamo tocca entrambe le parti, le controparti di un rapporto di lavoro, ovvero il lavoratore beneficia di un aumento concreto del potere d'acquisto, mentre la parte datoriale beneficia di un vero e proprio risparmio dal punto di vista dei versamenti dei contributi. E questa duplice azione ottiene una tanto agognata azzeramento del cuneo fiscale, che è un effetto assolutamente rilevante e che noi abbiamo pensato di rappresentare per voi tramite un grafico molto intuitivo, dove possiamo confrontare due modalità con cui il datore di lavoro può erogare, abbiamo messo qui un esempio di bonus dell'importo di 1.000 euro. Il datore di lavoro può scegliere se erogarlo sotto forma di bonus in busta paga e in questo caso possiamo notare subito, appare all'occhio in maniera assolutamente intuitiva, che il datore di lavoro debba sostenere in questo caso un esborso di 1.320 euro, quindi un 32% in più che attiene all'ambito contributivo, mentre il lavoratore deve farsi carico a sua volta delle trattenute che sono a livello fiscale, che si attestano attorno al 27%, e contributivo, che è attorno al 9%, e questo determina, possiamo dire, un peso assolutamente importante. Infatti dei 1.000 euro che il datore di lavoro destinava per lui, il lavoratore alla fine fruisce semplicemente in busta paga di soli 640 euro, ovviamente continuando con l'ipotesi su cui abbiamo deciso di confrontarci. Una soluzione assolutamente favorevole, in termini numerici appare molto chiaro, è l'erogazione di questo bonus in welfare, in quanto in questo caso l'importo del datore di lavoro, che il datore di lavoro decide di riconoscere in welfare, è esattamente 1.000 euro. In questo caso l'esborso totale per il datore di lavoro è 1.000 euro, quindi non ci sono dei costi ulteriori a suo carico e il lavoratore beneficia esattamente dei 1.000 euro che gli dovevano essere riconosciuti. L'azzeramento del cuneo fiscale è assolutamente una realtà concreta e rende queste misure assolutamente interessanti. Ma al di là di questo vantaggio che è innegabile, soprattutto viste le congiunture economiche attuali, vi è un altro aspetto del welfare che noi riteniamo essere assolutamente centrale, che è quello dell'incidenza sul benessere organizzativo. E cosa significa? Significa semplicemente che un piano di welfare, che ricordiamo deve essere ben strutturato e targetizzato sulla popolazione aziendale, produce un duplice effetto, ovvero quello di trattenere le competenze e quindi di fidelizzare le risorse già presenti e al contempo di attrarre le nuove risorse. E in questo caso si ritorna alla premessa che abbiamo fatto prima, ovvero sulla necessità di colmare in questo modo il divario con la situazione degli enti centrali e degli enti locali. Cosa possiamo dire? Negli ultimi anni, diciamo soprattutto dopo il periodo della pandemia del Covid, abbiamo rilevato Trecuori, soprattutto nelle sue attività nelle aziende, nel suo continuo parlare con i lavoratori, come l'equilibrio tra vita professionale e personale sia divenuto un non plus ultra nelle valutazioni che ogni lavoratore fa nel decidere se rimanere in un luogo di lavoro o eventualmente anche nel valutare una nuova proposta lavorativa. Infatti l'aumento di stipendio, per quanto apprezzato, viene percepito come un riconoscimento del valore, potremmo dire, economico, del valore del dipendente come risorsa produttiva, mentre il meccanismo sul piano psicologico che viene indotto dall'introduzione di una misura di welfare è assolutamente precisa, perché una misura di welfare, a differenza del denaro che viene erogato in busta paga, viene utilizzato, viene apprezzato, ma viene anche velocemente dimenticato, potremmo dire, un benefit welfare viene vissuto nella propria quotidianità, perché per esempio con questo benefit io posso pagare la retta dell'asilo nido o posso sostenere una spesa di salute, di conseguenza lo vivo nella mia vita
oltre il lavoro, e percepisco da parte dell'ente una sensibilità a me come risorsa, ma anche a me come persona a 360 gradi. E qui ritorniamo appunto al potenziale strategico del welfare, che unendo vantaggi fiscali e contributivi e incidenza sul benessere organizzativo rappresenta assolutamente una leva fondamentale, diciamo, a supporto degli enti locali. E questo aspetto è stato confermato anche dal Ministro per la Pubblica Amministrazione stesso, che diciamo in quella che lui definisce essere la direttiva madre al rinnovo del CCNL, comparto funzioni locali del triennio 2022-2024, pone il welfare al centro delle linee guida per i prossimi rinnovi. E cito testualmente, il Ministro dichiara che la motivazione del dipendente pubblico deriva da un complesso di fattori non riconducibili al solo aspetto economico, in quanto la costruzione di condizioni organizzative adeguate, costituite dal benessere organizzativo in senso lato, ma anche dal senso di appartenenza, rappresenta una leva motivazionale straordinaria ed è in tale ottica che il welfare assume un ruolo fondamentale. Quindi questo è assolutamente il nostro punto di partenza. Però forse voi vi starete chiedendo in questo momento, poste tutti questi vantaggi che sono assolutamente innegabili, ci troviamo a chiederci perché a livello di enti locali questa opportunità sia stata colta in maniera che potremmo definire disomogenea, limitata, e si tratti di un fenomeno frammentato che è trainato da piccole, diciamo da pochi esempi virtuosi e non da un movimento sistemico. Questi sono i dati anche che sono stati rilevati direttamente da ARAN, che ha rilevato come la quota di contratti collettivi integrativi che hanno previsto l'attivazione di misure di welfare sia inferiore al 10%. Questo è un dato assolutamente importante che forse voi starete pensando stride con tutti i vantaggi che io ho enunciato fino a poco fa, ma la causa principale di questo ritardo risiede nella difficoltà per gli enti locali di stanziare risorse economiche per l'introduzione di misure di welfare. Quindi diciamo che il nodo economico, il nodo della finanziabilità di queste misure rappresenta assolutamente il cuore del nostro intervento. Mi sento di fare una piccola premessa perché ora andremo a fare un excursus normativo dove vi mostrerò quali sono stati gli sviluppi in merito alla finanziabilità delle misure di welfare per gli enti locali, ma apparirà subito chiaro come la progressione di questo percorso non sarà sempre lineare, ma anzi vedrà anche alcune importanti battute d'arresto, ma come vedrete e come ha anticipato anche Alberto, nel 2025 finalmente è stata presa una direzione chiara e consolidata che permette di dire con fermezza e anche con piuttosto entusiasmo che ci troviamo di fronte a una misura di welfare che è divenuto uno strumento per gli enti locali assolutamente strutturale, quindi non più uno strumento allettante ma relegato a un ruolo teorico, ma una leva concreta. E allora entriamo un po' nel merito in quello che è il nostro percorso, che non può che partire dall'articolo 72. L'articolo 72 del CCNL, comparto funzioni locali 2016-2018, è il primo momento in cui viene messo nero su bianco la possibilità di finanziare misure di welfare da parte degli enti locali. Infatti, al primo comma vengono elencati tutte le iniziative che possono essere messe in atto. Sono iniziative di sostegno al reddito della famiglia, supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli, contributi a favore di attività culturali e ricreative con finalità sociali, anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore dei dipendenti in difficoltà e polizze sanitarie integrative. Quindi diciamo che è un passaggio assolutamente fondamentale, però purtroppo, come ho detto, c'è subito una piccola battuta d'arresto, in quanto si precisa che gli oneri per la concessione di queste misure debbano rientrare nelle disponibilità già storicamente stanziate dagli enti per le medesime finalità. Cosa significa? Questa è una condizione che di fatto ha bloccato l'attivazione di qualsiasi piano welfare, perché se queste misure non erano già precedentemente stanziate per finalità di welfare, non potevano essere messi a terra i piani.
ma fortunatamente nella tornata contrattuale successiva, che è quella del triennio 2019-2021, con il nuovo CCNL comparto funzioni locali, è stato introdotto l'articolo 82. E l'articolo 82 è un articolo assolutamente fondamentale perché, oltre a ribadire le medesime finalità in riferimento alle quali possono essere introdotte le misure di welfare, diciamo che sancisce soprattutto quali sono le modalità di finanziamento e introduce innanzitutto un nuovo strumento di finanziamento, che è quello della possibilità di ricorrere a quota parte del fondo risorse decentrate. Voi lo saprete meglio di me, si tratta della voce di bilancio dell'ente che finanzia il salario accessorio del personale. Viene costituito annualmente e per il suo utilizzo entrano in campo un dialogo tra le amministrazioni e le organizzazioni sindacali che stipulano il contratto decentrato integrativo con il quale viene decisa la destinazione di queste risorse. Una precisazione fondamentale che va a comporre quella che definisco la triade del finanziamento del welfare nella realtà degli enti locali è il riferimento ai piani di razionalizzazione. Cosa dice l'articolo? L'articolo dice che tra le risorse del fondo sono prioritariamente utilizzate quelle derivanti da piani di razionalizzazione. E qui il riferimento è all'articolo 16, commi 4 e 5 del decreto legge 98 del 2011. Allora, quindi queste sono le 3 modalità di finanziamento, quindi giusto per riassumerle e per poi buttarci di nuovo a capofitto in questo excursus normativo che spero sarà il meno faticoso possibile, questo almeno è il mio obiettivo, abbiamo la possibilità di ricorrere alle risorse di bilancio, con la precisazione che si tratta di risorse che devono essere già precedentemente stanziate per queste finalità, ricorrere a una quota del fondo risorse decentrate, con la postilla che prioritariamente si fa riferimento alle eventuali economie realizzate da piani di razionalizzazione. E proprio sui piani di razionalizzazione ci terrei a fare una piccola digressione, perché lo trovo uno strumento assolutamente allettante per gli enti locali, in quanto sono, questo lo saprete meglio di me, ma è giusto per riepilogarlo, l'amministrazione ha la possibilità di adottarli entro il 31 marzo di ogni anno, con l'obiettivo di incidere per una durata triennale su alcuni settori strategici. Questi settori sono per esempio l'ambito delle locazioni passive, dove l'ente ha la possibilità di disdire contratti di affitto con privati e trasferire gli uffici presso immobili di proprietà dell'ente, quindi ottenendo un consistente risparmio e una razionalizzazione della spesa. Può incidere nel settore della digitalizzazione, eliminando per esempio gli archivi cartacei o riducendo gli uffici fisici, e poi può anche operare nell'ambito dell'efficientamento energetico. Cosa significa? Per esempio vi può essere l'introduzione di sistemi di gestione intelligente del riscaldamento, di condizionamento, utilizzo di luminarie a LED e quant'altro. Questi piani, se ovviamente generano delle eventuali economie che, ricordiamo, devono essere accertate a consuntivo in sede di rendiconto e devono essere certificate dal collegio dei revisori, possono essere utilizzate annualmente nell'importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa. Di questo 50%, un ulteriore 50% è destinato all'erogazione della produttività e quindi distribuito in base al sistema di valutazione delle performance. Si tratta quindi, i piani di razionalizzazione, ci ho tenuto a fare questa piccola digressione in quanto ritengo che si tratti di un processo virtuoso molto interessante per l'ente, perché al di là delle ovvie ricadute economiche, quindi delle sue possibilità di incidere nella finanziabilità degli strumenti di welfare, ottiene anche è un'occasione di valorizzazione dell'immagine dell'ente, quindi di un ritorno dal punto di vista politico e anche di un recupero per le rappresentanze sindacali di spazio di contrattazione. Tutte queste, diciamo, previsioni che possiamo definire assolutamente positive, però si sono scontrate con
quello che fino a poco tempo fa, fino al 2025, rappresentava un limite assolutamente invalicabile, ovvero quello della determinazione quantitativa delle risorse finanziarie. Su questo ambito si sono scontrate per alcuni anni due orientamenti giurisprudenziali di segno opposto che si sono contrapposti in merito all'ambito di applicazione di quello che probabilmente anche tra di voi è piuttosto famoso, ovvero l'articolo 23,2 del decreto legislativo numero 75 del 2017. Questo articolo, sostanzialmente, stabiliva che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche dirigente, non possa essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016. Questa, diciamo, la posizione più restrittiva e che sembrava una forte battuta d'arresto è stata presa dalla Ragioneria Generale dello Stato, che nel 2023 ha messo un forte limite alla finanziabilità delle misure di welfare, ribadendo come queste, per loro stessa natura, non possono essere escluse dal limite al trattamento economico accessorio del personale, di cui ci siamo interrogati prima. Dall'altro lato, la prima vera apertura sul tema è stata fortunatamente sancita dalla Corte dei Conti, che con la delibera numero 17 del 2024 delle sezioni autonomie ha diciamo sancito una svolta piuttosto importante, in quanto è stabilito che queste risorse destinate a misure di welfare non siano soggette al limite dell'articolo 23 proprio per la loro natura e di misure di natura retributiva, non retributiva, ma assistenziale e sociale. Quindi possiamo dire che questi due orientamenti giurisprudenziali hanno creato due situazioni contrapposte che creavano probabilmente un po' di confusione nel settore. Infatti non vi è stato nessun impulso all'attivazione dei piani welfare perché la Corte dei Conti aveva dato un'iniziale apertura, però probabilmente non era stata sufficiente. Sempre in questa direzione purtroppo è andata la legge di bilancio del 2025 che ha segnato una apparente, ora possiamo dirlo, battuta di arresto. Infatti con l'articolo 1 specificamente il comma 124 è sembrato che la questione della finanziabilità dei piani welfare per gli enti locali fosse definitivamente chiusa, in quanto ha stabilito che le risorse destinate a benefici di natura assistenziale e sociale rientrino nel limite del trattamento accessorio. E questo cosa ha significato? Sostanzialmente un'impossibilità di attivare i piani welfare senza sacrificare altre voci, come potevano essere la produttività o le progressioni economiche. E quindi per molti enti questo ha rappresentato un vero e proprio blocco operativo che ha relegato apparentemente il welfare a un ruolo puramente teorico. Però fortunatamente la fine del 2025, ed è il motivo per cui ci troviamo qui oggi, ha visto l'introduzione ha visto l'emanazione del decreto legge 25 del marzo 2025, che forse tra di voi è più conosciuto come il decreto pubblica amministrazione, che è assolutamente il motivo per cui ci troviamo qui a confrontarci. Infatti, all'articolo 14,1 bis ha stabilito per gli enti locali la possibilità di incrementare il fondo risorse decentrate in deroga ai limiti del 2016. In che termini? Fino a una misura massima del 48% della spesa per il trattamento tabellare delle aree professionali dell'anno 2023. E si tratta di una novità assolutamente, potremmo definire, senza eccessivi entusiasmi, epocale, e infatti la discussione propedeutica all'approvazione di questo decreto aveva inizialmente fatto capire che questa novità, questo importante superamento del limite dal punto di vista finanziario fosse riservato solamente alle amministrazioni centrali.
e questo aveva suscitato ovviamente una reazione di forte impatto tra gli enti locali, che era sfociata in quella che penso conoscerete meglio di me, che era la nota congiunta di ANCI e UPI al Ministro delle Finanze di febbraio del 2025, dove i comuni a gran voce sottolineavano come la loro fosse una situazione emergenziale, dove ci fosse una problematica generale che affligge il lavoro pubblico locale, che si circostanzia soprattutto nella ridotta capacità attrattiva dei comuni, che necessitava di una forte risposta, e una delle possibili soluzioni loro la individuavano proprio nell'estensione anche agli enti locali delle misure sul superamento dei limiti che bloccano i fondi al valore del 2016. Quindi assolutamente dagli enti locali è da sempre stato percepito come le misure di welfare fossero una possibile leva per colmare il divario nei confronti delle amministrazioni centrali e del settore privato. E quindi fortunatamente possiamo dire che grazie a quest'ultimo decreto si è trovata una lettura evolutiva della legge di bilancio che restituisce un importante strumento a favore degli enti locali, che lo ricordiamo, ma forse non sono io a dovervelo dire, deve essere comunque letto nei limiti di finanza pubblica alla spesa del personale. Cosa significa? Bisogna sempre ricordarsi come il raggio di azione degli enti locali sia comunque all'interno di un quadro di risorse strutturalmente limitate. Infatti per la spesa del personale continua ovviamente, e l'ha ribadito anche la Corte nella delibera numero 17 del 2024, anche per quanto concerne le misure di welfare, bisogna ricordarsi che l'aumento del fondo è sì possibile nelle misure in cui ci siamo detti, ma bisogna sempre rispettare il limite del comma 557, ovvero che per gli enti locali con un numero di abitanti superiore a 1000, la spesa del personale deve rispettare e non può superare il tetto della media del triennio 2011-2013. Ovviamente questo limite, diciamo questo confine, deve essere letto sempre anche in rapporto alla capacità assunzionale del comune, che dipende dall'inserimento del comune all'interno di una fascia di virtuosità, che dipende dal rapporto tra la spesa del personale e la media delle entrate correnti degli ultimi 3 rendiconti approvati. Quindi diciamo che le novità da un punto di vista di finanziabilità sono consistenti, devono solo essere lette nei limiti che ovviamente sono quelli propri della realtà degli enti locali. E questo nostro percorso, che spero non sia risultato eccessivamente tedioso, non può che concludersi da un punto di vista di un excursus normativo con il rinnovo dell'ultimo triennio, quello 2022-2024, del CCNL comparto funzioni locali. Infatti questo rinnovo è stato siglato in data 23 febbraio 2026 e sostanzialmente vengono riconfermate tutte i passi avanti positivi in ambito di welfare su cui ci siamo confrontati fino a poco fa. Infatti l'articolo 45 riepiloga tutte quelle che sono le finalità a cui destinare le risorse di welfare. Infatti vediamo che le misure di welfare possono essere destinate a sostegno al reddito, cultura e ricreazione, polizze sanitarie, istruzione e merito, l'ambito dei prestiti, l'ambito della mobilità. Ma lo amplia anche leggermente, ma è comunque un segnale di una crescente sensibilità delle tornate contrattuali all'ambito del welfare, perché lo estende anche alle altre categorie di beni e servizi che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono a formare il reddito del lavoro dipendente. E si tratta quindi di una definitiva conferma di come il welfare sia uno strumento, una freccia all'arco degli enti locali, e vengono ribadite anche le modalità di finanziamento di queste risorse, che ricordiamo, sempre per ritornare all'immagine della triade, si tratta delle risorse storicamente già destinate a bilancio per queste finalità, la possibilità di ricorrere al fondo risorse decentrate aumentandolo nei limiti in cui ci siamo detti con le novità introdotte dal decreto legislativo del 2025, e con un ruolo prioritario alle eventuali economie originate da piani triennali di razionalizzazione.
A questo scopo, poi queste slide ovviamente vi verranno condivise, abbiamo pensato di strutturare anche una timeline che può essere sempre utile per anche dare concretezza a questo percorso, che è stato lungo, come vedete, è partito da lontano, ha avuto qualche battuta d'arresto, ha rappresentato una costante aumento della sensibilità da parte della contrattazione collettiva del comparto funzioni locali, una crescente sensibilità nell'ambito del welfare, ha visto dei contrasti giurisprudenziali anche piuttosto aspri tra la Ragioneria regionale dello Stato e la Corte dei Conti, e poi fortunatamente è culminata in una lettura evolutiva di quello che poteva sembrare un apparente blocco da parte della legge di bilancio del 2025, che è stato appunto l'introduzione della possibilità di superare questo limite dell'articolo 23 da parte del decreto legge del 2025. Quindi questa timeline conclude questo passaggio, questo excursus normativo che abbiamo ritenuto assolutamente necessario per farvi capire come si tratti di una direzione chiara e concreta, non si tratti solamente, diciamo, di uno spot, non si tratti solamente di uno strumento teorico, ma si tratta di passaggi che progressivamente hanno fatto capire come anche a livello governativo la direzione sia assolutamente tracciata. Ora forse risulta anche più interessante e forse anche un po' più concreto provare ad addentrarsi un attimo in cosa significa da un punto di vista operativo per un ente locale mettere a terra un piano welfare. Allora, innanzitutto la questione, abbiamo detto, è quella della reperibilità delle risorse. Infatti l'ente deve decidere di attivare misure di welfare a favore dei propri dipendenti e il primo passo è assolutamente quello di incrementare le risorse del fondo nei limiti in cui ci siamo confrontati prima. E un passaggio necessario e che forse non è sufficientemente pubblicizzato è che è necessario vi sia un'esplicita previsione all'interno del contratto collettivo decentrato integrativo dove l'ente, in accordo con le rappresentanze sindacali, stabilisce di destinare queste specifiche risorse, una quota parte del fondo, a misure di welfare. Questa esplicita previsione serve anche assolutamente per poter ottenere poi i vantaggi da un punto di vista fiscale e contributivo, che sono poi il primo vantaggio immediato e assolutamente non trascurabile del welfare. Una cosa che noi come Tre Cuori abbiamo rilevato anche nel confronto con tanti comuni che spesso ci troviamo a incontrare nelle varie convention e nella nostra attività quotidiana, è quella di come molti comuni si stiano aprendo al confronto con le proprie rappresentanze sindacali e stiano pensando di collegare gli strumenti di welfare al ciclo delle performance. Questo è una ragione che oltre che come abbiamo detto prima, genera un risparmio concreto per l'ente in quanto determinato dalla decontribuzione associata all'erogazione di misure di welfare, ottiene anche un consistente, incide in maniera consistente nel gap rispetto al settore privato. Infatti, come forse saprete, il settore privato, i lavoratori del settore privato beneficiano di una detassazione importante per quanto concerne i premi di risultato, che per l'anno 2026 addirittura si attesta su un'imposta sostitutiva pari all'1%. Questa cosa non succede, questo beneficio non è rivolto ai colleghi del settore pubblico, quindi degli enti locali. La possibilità di collegare il welfare al ciclo delle performance otterrebbe quindi anche questo importante effetto anche e che si ritorna sempre anche a livello di incidenza, a livello di benessere organizzativo. Il passo successivo però è assolutamente quello di riempire, diciamo, questo contenitore che è il piano welfare, che ricordiamo essere una misura assolutamente personalizzabile e che l'ente può targetizzare in base anche
le esigenze specifiche che rileva sulla sua popolazione aziendale, sulle esigenze dei propri dipendenti, ed in questo può ovviamente farlo in autonomia, oppure anche in base alle dimensioni dell'ente, alle proprie risorse, rivolgersi a un soggetto esterno specializzato, che è appunto la figura del provider di welfare aziendali, come è Tre Cuori, come ha anticipato prima Alberto. Ma parlando nel dettaglio di beni e servizi che vengono inseriti in questo contenitore, non possiamo che iniziare col parlare dei fringe benefit. Infatti, diciamo che ce ne accorgiamo spesso anche parlando con le aziende, ma penso concorderete anche voi in primis, il concetto di welfare aziendale viene spesso associato in maniera tout court al concetto di buona spesa. Infatti si tratta della misura assolutamente più facilmente comprensibile per il lavoratore, in quanto incide in maniera diretta sul potere d'acquisto, perché si tratta di buoni cartacei o digitali di un determinato valore che il lavoratore può spendere in negozi convenzionati, quali supermercati, negozi di abbigliamento, distributori di carburanti, eccetera. Questi buoni, come si può vedere dalle slide, rientrano nella fattispecie dei fringe benefit e quindi sono assoggettati alle relative soglie di esenzione che, ci tengo a ribadire, sono 1.000 euro per tutti i lavoratori per ogni anno fiscale, che viene innalzata a 2.000 per chi ha figli fiscalmente a carico. Però, come diciamo professionista del settore, mi sento di dire che questa misura, seppur assolutamente interessante per il lavoratore, rappresenta in qualche modo la punta dell'iceberg. Infatti, l'articolo 51,2, che abbiamo citato prima, delinea un insieme molto variegato di beni e servizi, un paniere articolato capace di rispondere a tutta una serie di esigenze della vita al di là della professione, della vita privata del lavoratore, che spazia dalla previdenza complementare all'istruzione, dalla formazione ai servizi dell'infanzia, dall'assistenza ai familiari non autosufficienti allo sport, ai viaggi e vacanze e soprattutto all'ambito della salute. Ho detto soprattutto perché ho percepito spesso nei confrontarmi con esponenti degli enti locali che si tratta di un tema molto sentito dai dipendenti degli enti locali, in quanto questi, a differenza di quanto succede con noi colleghi del settore privato, non hanno un fondo sanitario di categoria, quindi il loro CCNL, a differenza di quanto succede invece per il contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici o del settore commercio, non prevede un fondo sanitario. E invece l'ente locale, destinando un importo di welfare ai propri dipendenti e vincolandolo alle spese sanitarie, potrebbe assolutamente colmare, e qui si ritorna sempre nell'immagine del divario tra queste due realtà che grazie al welfare può essere sensibilmente ridotto, può decidere di destinare questo importo a spese sanitarie e quindi il lavoratore perdonatemi, può utilizzarlo per far fronte a spese di natura odontoiatrica, visite specialistiche, trattamenti fisioterapici o anche esami diagnostici. E quindi si tratta di un aspetto che ci tengo a sottolineare perché so che è un punto molto sentito e sul quale c'è, diciamo, un'importante sensibilità. Ora, delineata la possibilità da parte dell'ente di strutturare in maniera piuttosto libera, ovviamente all'interno dei confini delineati dall'articolo 51,2 il proprio piano welfare, è importante solo sottolineare come i beneficiari di questi beni e servizi non siano solamente i dipendenti dell'ente, ma gli effetti positivi si proiettino sull'intero nucleo familiare. Infatti, oltre al lavoratore, la normativa prevede che possano essere beneficiari di queste misure di welfare il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e anche il partner delle unioni civili, ed anche i figli, compresi i figli adottivi o affidati. Inoltre, questi effetti benefici, questi vantaggi, che ricordiamo essere sia fiscali e contributivi, ma anche
da intendersi in termini di benessere organizzativo, si possono estendere anche a tutti i familiari indicati dall'articolo 433 del Codice Civile. E quindi si tratta di genitori, ascendenti in linea retta, quindi nonni e bisnonni, fratelli e sorelle, generi e nuori, e anche i suoceri. E diciamo che è una categoria un po' controversa, ma che può essere comunque beneficiaria di queste misure. E, ovviamente le recenti novità normative hanno previsto che in questo caso sia necessaria per la qualifica di familiare il requisito della convivenza. Ora mi sento di trovare una conclusione a questo mio percorso che potremmo dire, al di là dei punti di svolta che possiamo identificare come assolutamente giuridici, a mio parere ci troviamo di fronte anche a una svolta dal punto di vista culturale. Infatti ritengo necessario come il benessere organizzativo del personale non sia più da considerarsi solo una voce tecnica di bilancio, quindi un aspetto meramente economico all'interno del quadro di risorse dell'ente, ma sia anche un vero e proprio investimento nella sostenibilità del sistema pubblico. E quindi io, come anche tutta Tre Cuori, riteniamo che gli enti locali che sapranno cogliere questa opportunità, quella che forse al momento è ancora una sfida, potranno diventare veri e propri laboratori di innovazione organizzativa. Ed è proprio questo il caso del comune di Lumezzane, che è un comune della provincia di Brescia, come potete vedere, che ha poco più di 20.000 abitanti, quindi è un comune piuttosto popoloso, che ha strutturato in sinergia con Tre Cuori un progetto di piano welfare, al quale ho avuto il piacere di partecipare personalmente, e che assolutamente si fonda proprio sui passaggi su cui ci siamo confrontati oggi. Infatti vi è stata un'esplicita previsione nel contratto collettivo integrativo decentrato del comune, dove si è deciso di destinare una quota delle risorse del fondo, risorse decentrate, a misure di welfare. Questo facendo riferimento alla possibilità di aumento prevista dall'articolo 14,1 bis del decreto legge pubblica amministrazione e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 82 del CCNL 2019-2021. Quindi diciamo che il comune di Lumezzane rappresenta proprio un esempio virtuoso che dà concretezza al percorso che ho avuto il piacere di illustrarvi oggi. Nello specifico ci tengo a precisare che si è in ossequio a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, è stato effettuato un affidamento diretto nei confronti di Tre Cuori, in quanto il valore dell'operazione del progetto era inferiore ai 140.000 euro, come previsto appunto dalla normativa, e lo strumento scelto è stato quello del buono spesa, che quindi ricordiamo rientra nella fattispecie dei fringe benefit, nell'ottica sia di aumentare il potere d'acquisto dei dipendenti, quindi di permettere loro di spenderli e di avere un beneficio immediato, ma anche, e questo sarà l'oggetto dell'intervento che mi seguirà, di incidere, di sostenere direttamente nell'economia locale. E questo è un po' quello che sarà l'oggetto dell'intervento che sarà successivo al mio. Quindi vi ringrazio e ora passo la parola ad Alberto. Grazie molte Giorgia Sinibaldi per diciamo, questo approfondimento tecnico così dettagliato e approfondito. Noi di Tre Cuori siamo abituati a occuparci di piani di welfare aziendale, è una delle nostre specializzazioni principali, però vedete bene quanto nell'ambito del settore pubblico poi ci siano delle caratteristiche peculiari con cui abbiamo avuto modo di confrontarci e approfondire, quindi l'ufficio diciamo, di Giorgia si è proprio specializzata su questi temi. Sono sicuro che voi, che siete probabilmente
più tecnici di noi sui temi dell'amministrazione pubblica, avrete, diciamo, grande familiarità con molte delle cose che sono state citate. Immagino che magari abbiate anche qualche domanda che è sorta e che magari vorrete proporre. Molto volentieri siamo disponibili per potervi rispondere. Quindi dopo questo excursus così tecnico ci fa piacere passare a vedere quelli che sono gli strumenti e quelli che sono poi le applicazioni pratiche di queste opportunità per le amministrazioni pubbliche. Lo faccio con diciamo, le slide relative all'esperienza specifica del comune di Lumezzane. Diceva Giorgia, un comune che ha poco più di 20.000 abitanti in provincia di Brescia. Vi presento intanto, diciamo, virtualmente, poi ha avuto un impegno amministrativo, ma si sta collegando, appena si libera si collega tra pochi minuti, l'assessore Rocco Ferraro, che è l'assessore al commercio, ai tributi, ai servizi demografici, ai servizi cimiteriali e alla giunta comunale. La prima cosa che credo che sia interessante riconoscere è che è stato l'ufficio di questo comune che ha trovato le opportunità del welfare aziendale e poi ha trovato Tre Cuori, nel senso che l'assessore ha dato proprio l'incarico ai propri funzionari questo è successo ormai più di un anno fa circa, di cercare sul mercato, diciamo, di studiare prima gli aspetti normativi e poi di cercare sul mercato uno strumento che permettesse di offrire libertà ai lavoratori di spesa, ma ricaduta economica nel territorio coinvolgendo i fornitori locali, perché capite bene che l'amministrazione pubblica sente molto fortemente questo tipo di necessità e questo tipo di bisogno. Ringrazio l'assessore Ferraro, che vedo che nel frattempo si è liberato e che si sta collegando. Stavo introducendo, diciamo, la sua figura dicendo che il comune di Lumezzane è stato in qualche modo un apripista all'interno, diciamo, di quelli che sono le esperienze degli enti pubblici, credo non solo della provincia, ma probabilmente anche della regione, nell'attivare un piano di welfare aziendale. Stavo raccontando il fatto che non ci siamo conosciuti in seguito a un'occasione come questa, cioè in seguito a un webinar o a un convegno, ma è stato proprio frutto del suo ufficio, dell'ufficio che lei dirige, con i suoi funzionari e le sue funzionarie, a cui lei aveva dato l'incarico di cercare uno strumento che permettesse di spendere localmente. Quindi la prima cosa che le chiederemo è questa: come avevate conosciuto questa opportunità e che tipo di obiettivo avevate nella ricerca degli strumenti da adottare? Grazie, innanzitutto buongiorno a tutti. Allora, per quanto riguarda l'avvio di questo progetto, c'è stata una ricerca che gli uffici hanno fatto attraverso internet e abbiamo scoperto un po' varie società, di cui Tre Cuori, ma all'inizio la nostra valutazione era che dovevamo trovare, ed è per questo che abbiamo cercato degli strumenti e delle modalità operativi, proprio perché volevamo cercare un modello di welfare non normale come tutto il resto, ma un modello di welfare di vicinato che andasse a riservare e a trovare territorialmente quell'aspetto diciamo protettivo per certi versi, perché ogni risorsa che le aziende di Lumezzane davano e danno ai propri dipendenti venisse speso all'interno del commercio locale artigianale di Lumezzane. Quindi mantenere le risorse all'interno del commercio è stato l'avvio e la parte più importante di questo progetto. Ecco perché alla fine, dopo varie diciamo valutazioni,
abbiamo optato per questo progetto con Tre Cuori, che ha anche dei buoni cartacei, perché questi ci offrivano la garanzia della spesa territoriale, ma anche della filosofia del progetto stesso che noi avevamo in mente. Successivamente poi abbiamo strutturato il percorso, un importante percorso di confronto con tutte le attività e le associazioni del nostro territorio, con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con Confindustria Brescia, Associazione Artigiani e Confesercenti per quello che riguarda il welfare di vicinato. Quindi questo ci ha convinto principalmente che attraverso questa modalità operativa tutto quello che veniva creato e dato ai propri dipendenti potesse usufruire e potesse creare, generando quel beneficio concreto per la nostra comunità. Questo è un punto molto interessante, la ringrazio per averlo citato e credo che interessi molto i partecipanti a questo webinar, quindi gli amministratori pubblici di altri comuni. Cioè è molto interessante vedere, diciamo, questa vostra attivazione di relazioni con gli altri soggetti istituzionali del territorio, lei ha citato, quindi principalmente le associazioni di categoria, nel caso specifico Confindustria, Confartigianato, Confesercenti, eccetera, l'associazione dei commercianti locali, perché naturalmente il welfare attivato in questo modo diventa una vera e propria iniziativa di welfare territoriale, dove tutti i soggetti hanno, diciamo, in qualche modo un beneficio nell'attivazione di questa dinamica. Qui vedete a destra, in questa immagine, vedete una ferma immagine di un servizio giornalistico che è stato realizzato, diciamo, dalla televisione locale del vostro territorio, dove vedete appunto l'assessore Ferraro, la presidente dei commercianti locali e i vari referenti e responsabili delle associazioni di categoria che hanno presentato l'iniziativa nel territorio in una serata che è stata aperta al pubblico, alla cittadinanza e che in qualche modo dà anche visibilità a questa azione che il comune guida da leader nel territorio. E a sinistra della slide vedete quelle che sono poi le ricadute in termini di comunicazione, che è un altro elemento che può essere interessante per un amministratore pubblico e che vedevamo anche prima, diciamo, in questo articolo che abbiamo preso un po' come riferimento principale del giornale di Brescia, dal titolo "I premi ai dipendenti del comune di Lumezzane aiutano il commercio locale. Stanziati 42.000 euro per i buoni Tre Cuori spendibili nelle attività aderenti al progetto". Quindi questa è proprio la descrizione di quella che è l'iniziativa. È interessante vedere sia la semplicità del meccanismo, perché è difficile da diciamo, pensare prima di conoscere gli aspetti normativi, ma una volta identificate le modalità, l'applicazione diventa molto semplice, lo strumento è molto semplice e proprio lo scaricamento a terra dell'iniziativa è molto efficace. Parlavamo dello strumento che è il buono cartaceo, che citava l'assessore, che è quello che permette appunto di fruire dei fringe benefit. È un buono cartaceo perché sono i commercianti che normalmente lo richiedono nella forma cartacea perché diventa facilmente così utilizzabile ed è molto facilmente utilizzabile anche per i lavoratori che ricevono praticamente i vari buoni in forma cartacea e che poi possono utilizzare per fare gli acquisti presso i vari punti vendita. Qui abbiamo semplificato in questa slide i 3 elementi di vantaggio principale, perché il lavoratore che li sceglie non è limitato a spenderli in un unico punto vendita, come succede con i buoni tradizionali, ma ha grande libertà di utilizzarli in tantissimi negozi e attività, compresi quelli di prossimità di sua fiducia, esempio il parrucchiere, l'edicola, il supermercato, la macelleria, la fioreria, l'idraulico, il negozio di abbigliamento. Poi vedremo nello specifico quelli che ci sono a Lumezzane. Poi c'è un vantaggio per le attività commerciali di prossimità, che li possono incassare senza alcun costo o commissione. Questa è una cosa che non abbiamo forse ancora sottolineato con la giusta importanza,
i commercianti locali non pagano nulla per poter incassare questi buoni. E questa era proprio una prerogativa che il Comune di Lumezzane aveva posto come condizione diciamo preferenziale per lo strumento che poi avrebbe scelto. E poi il tema del territorio dove il lavoratore e la sua azienda vivono beneficia di queste nuove spese e così riattivano l'economia locale. Mi farebbe piacere adesso vedere insieme a voi, insieme all'assessore, quelli che sono appunto i numeri, diciamo, di questo effetto nel territorio, dove è importante comprendere che l'azione del comune diventa una scintilla che poi permette la propagazione di questi effetti benefici. Perché adesso vediamo cosa ha fatto il comune con l'attivazione di questo piano welfare. Stiamo dicendo che quindi un datore di lavoro, il comune, ha riconosciuto welfare benefit a 79 collaboratori per un valore che supera leggermente i 40.000 euro e sono stati abilitati all'incasso di questi valori 76 fornitori locali, che sono i commercianti, gli artigiani, i professionisti del territorio di Lumezzane. Ebbene, il piano è partito da poche settimane, ma ci sono già 23 di questi fornitori, poi vedremo nello specifico che attività commerciali e artigianali siano, che hanno incassato spese welfare e la registrazione del buono consente di ottenere poi il bonifico, il pagamento in tempi molto veloci perché vengono pagati settimanalmente i buoni, quindi in tempi molto, molto rapidi, e abbiamo già riscontrato un 50% del valore speso. Adesso il Comune di Lumezzane ha deciso di riconoscere il valore totale in due tranche, una prima tranche diciamo nel mese di marzo, aprile, e una seconda tranche proprio in questi giorni, ma rispetto all'erogato il 50% è già stato speso. Questo è quello che ha fatto il Comune di Lumezzane. È interessante notare nella seconda colonna che oggi ci sono altre 10 aziende del Comune di Lumezzane che, seguendo in qualche modo l'esempio del Comune di Lumezzane, hanno attivato lo stesso comportamento, quindi l'attivazione di un piano welfare spendibile nel territorio. Quindi il numero di lavoratori non si è limitato ai 79 lavoratori dipendenti del Comune di Lumezzane, ma sono 226. E qui vedete quelle che sono le attività locali, le 23 attività che hanno già incassato spese welfare. Guardiamo in particolare la tipologia di settore, quindi abbigliamento, calzature, alimentari, macelleria, pasticceria, alimenti per animali, cartoleria ed edicola, tabaccheria, erboristeria, farmacia, ferramenta, gioielleria, ottica, parrucchieri, ristorante, pizzeria, solarium, spa, piscina. Ecco, questi sono quelli del Comune di Lumezzane che hanno già incassato spese welfare. E ce ne sono altrettanti che sono già pronti, già abilitati all'incasso e che probabilmente li incasseranno nel momento in cui l'altro 50% del valore che il Comune e le altre aziende stanno riconoscendo verrà speso. Qui è interessante vedere anche qual è l'effetto su una scala un po' più ampia, come può essere una scala regionale, perché naturalmente questa, diciamo, propagazione si amplifica se noi ampliamo la scala di analisi in una dimensione regionale. Guardiamo ad esempio cosa è successo nella regione Veneto, visto che oggi partecipiamo ad un webinar di Veneto Welfare. Nel Veneto, attraverso la nostra piattaforma Tre Cuori, ci sono state 2.956 aziende che hanno attivato piani di welfare aziendale. I lavoratori veneti, residenti in Veneto, che hanno ricevuto welfare benefit sono 64.603 e i fornitori nella regione Veneto che hanno incassato spese welfare sono oltre 10.000, esattamente 10.642. Il valore di welfare che è stato erogato da queste 2.956 aziende è di 152 milioni di euro. Quindi capite bene quanto da un lato sia importante il potenziale di questo tipo di iniziative,
dall'altro quanto ci sia già una rete di fornitori attiva, perché vedete 10.642 sono i fornitori che hanno già incassato spese welfare, ma che poi è una rete che giorno per giorno aumenta in base a quelle che sono le richieste dei lavoratori che chiedono di poter spendere il proprio welfare presso nuovi fornitori. Quindi capite quello che è il beneficio per il territorio. Tenete presente che se quelle 2.956 aziende avessero scelto come strumento di welfare non Tre Cuori, ma altre piattaforme che magari permettono di spendere attraverso i grandi player online o presso i grandi player online, capite bene che quella ricchezza che quelle aziende e quei lavoratori hanno generato nei loro territori sarebbe uscita dai territori e non sarebbe poi più potuta essere spesa e rimanere in quelle realtà locali. Alla luce di queste considerazioni, mi fa piacere chiedere all'assessore una sua considerazione conclusiva proprio pratica su quella che è stata diciamo, il feedback da parte dei lavoratori, come è stato, quali sono state le vostre impressioni e le vostre esperienze rispetto a questa attivazione di welfare. Diciamo che partiamo dalla chiave di quello che è stato tutto, cioè abbiamo creato, o meno cercato di creare un obiettivo comune, cioè abbiamo fatto un tavolo di confronto con pubblico, imprese, artigiani e commercianti, perché si vedessero non come una cosa distante, ma una parte dello stesso territorio. Questa è l'idea principale di creare uno strumento che sviluppasse tutto all'interno del territorio. Quando si dice far comprendere a tutte le attività, i dipendenti, tutto, che sostenere l'economia locale significa anche sostenere il commercio locale, la qualità della vita, la vitalità urbana e il presidio sociale della nostra comunità, vuol dire che siamo già a metà strada, perché è più facile creare collaborazione. Il progetto in sé è nato proprio con queste specifiche, cioè come dare impulso e sostenere il commercio locale, perché poi è la vitalità di ogni paese, città, eccetera. La visione futura di questo progetto è chiaro che è quella di ampliare sempre più la rete con nuove attività, nuove imprese, nuove commercianti, ma fondamentalmente è quello di farlo diventare un modello di forma per fare lo sviluppo interamente locale. E questo può essere, per quanto riguarda almeno questo progetto, può essere fatto da qualsiasi paese o città, non solo dell'Italia ma anche del mondo, perché noi parliamo dell'Italia, quindi ci riferiamo a quelle che sono le nostre normative. Generare economia locale, questo secondo me è una delle posizioni migliori che oggi come oggi possiamo avere, perché tutto quello che viene fornito dalle aziende del territorio rimane sul territorio. Ottimo, grazie per diciamo, questa condivisione di questa esperienza. Allora, ho visto che c'è stata una domanda che ci è arrivata grazie alla regia. Approfitto per, anche se diciamo, il partecipante che aveva sottoposto la domanda poi ha mandato un ulteriore messaggio ringraziando perché le slide successive della collega Giorgia Sinibaldi avevano in qualche modo risposto a quella domanda, però visto che è un argomento che credo che possa interessare anche ad altri partecipanti, colgo l'occasione per riprenderlo molto semplicemente. La domanda era relativamente alla differenza tra fringe benefit e flexible benefit, e la domanda era se gli enti pubblici possono erogare anche flexible benefit. La risposta è assolutamente sì. L'ente pubblico stabilisce liberamente come un normale datore di lavoro quali beni e servizi mettere a disposizione dei propri collaboratori. Quindi l'idea, come ci diceva la collega Giorgia Sinibaldi, è quella di un paniere all'interno del quale l'ente pubblico
può mettere sia i fringe benefit, quindi i buoni spesa, che i flexible benefit, quindi i servizi relativi a quelle categorie che la legge fa rientrare nel novero del welfare. È naturale che qualora i valori erogati dal datore di lavoro, quindi dal comune, fossero sotto le soglie di cui ci ha parlato Giorgia, quindi 1.000 euro per i lavoratori che non hanno figli a carico o 2.000 euro per i lavoratori che hanno figli a carico, la modalità di attivazione più semplice è quella dei fringe benefit con il buono cartaceo spendibile localmente. È naturale che poi il buono cartaceo, il buono Tre Cuori, può essere utilizzato anche per quei servizi che rientrano nei flexible benefit. Mettiamoli un attimo, che sono le spese sanitarie, ad esempio il dentista, le spese per l'assistenza alla persona, dalla babysitter alla badante per le persone anziane, le spese scolastiche, quindi l'iscrizione a scuola o i testi scolastici, poi tutte le spese legate alla ricreazione al tempo libero, quindi viaggi e vacanze, sport, cultura e così via. Quindi potenzialmente il comune può dare sia fringe benefit che flexible benefit. Molto spesso il primo passo, l'attivazione più semplice, soprattutto se i valori sono sotto le soglie limite dei fringe benefit, è quello di erogare direttamente i buoni cartacei che permettono di spendere localmente i fringe benefit. Ringrazio per questa domanda, vediamo se c'è qualche altra domanda in chiusura, poi naturalmente se i partecipanti avranno interesse ad approfondire questi temi, sia gli uffici di Veneto Welfare che quelli di Tre Cuori sono naturalmente a vostra disposizione per qualsiasi riferimento. Tra l'altro, una cosa che per voi potrebbe interessare, a voi potrebbe interessare come amministratori pubblici, voi avete visto i dati aggregati di tutta la regione Veneto, magari vi potrebbe interessare, ad esempio nel vostro comune specifico, nella vostra unione dei comuni specifica, nel vostro ambito territoriale, potreste essere interessati a sapere quante aziende stanno già utilizzando questo tipo di meccanismi, quanti fornitori sono già presenti nella rete locale e quindi avere questo tipo di informazioni, naturalmente nel pieno rispetto della privacy, con dati aggregati. Se avete questo interesse siamo disponibili per questo. Vi ricordo anche che ci sarà sempre all'interno dei webinar di Veneto Lavoro un secondo appuntamento previsto per il 23 giugno. In quell'occasione potremo sia aggiornare i dati dell'esperienza di Lumezzane alla luce di questo mese in più di spesa del welfare, sia vi porteremo anche altre casistiche relative a territori, diciamo, che sono particolarmente interessanti in termini numerici. Se posso integrare, certo. Per quanto riguarda, mi riferisco ai dipendenti comunali, direi che la nostra esperienza con i nostri dipendenti è stata presa molto positivamente, perché hanno compreso proprio lo spirito e il valore che c'è all'interno di questo progetto, il significato proprio di utilizzare questi bonus e all'interno spenderli nella nostra comunità e contribuire loro stessi al sostegno dell'economia locale. Tenete presente che questo aspetto ha un valore ancora più grande se pensiamo che parecchi dipendenti vengono da fuori del Mezzane. Quindi il messaggio che si è voluto passare è proprio quello di partecipare a un progetto collettivo che riguarda esclusivamente il Mezzane, capace di generare un beneficio diffuso. Ma vorrei chiudere proprio con un messaggio importantissimo, cioè l'anima di questo progetto del welfare di vicinato non è che rappresenta solo un beneficio economico, ma rappresenta soprattutto la partecipazione ad una comunità a sostenere concretamente la sua vitalità e l'economia locale. Questo è l'anima di questo progetto che deve anche ampliare il futuro. Grazie.
Grazie a lei e ringrazio tutti quanti i partecipanti del webinar, Alberto Fratticelli, Giorgia Sinibaldi, per questo excursus. Ovviamente per qualsiasi domanda di tipo conoscitivo, tecnico, semplice curiosità, scriveteci pure a veneto.welfare@venetolavoro.it oppure anche ai recapiti di Tre Cuori e saremo ben lieti di rispondervi. E non ci sono altre domande, quindi vi darei appuntamento al prossimo webinar che sarà il 23 giugno, in cui, come diceva Alberto Fratticelli, illustreremo proprio buone pratiche conseguite, avvenute sul territorio. Va bene, ringrazio tutti e Grazie. buon Grazie a pomeriggio. tutti, buon Grazie a tutti, lavoro, arrivederci. arrivederci. Arrivederci.